portare queste persone che nulla hanno a che vedere con la nostra popolazione è sbagliato. È sbagliato anche perché questi non hanno nessun futuro, non hanno nessuna prospettiva di vita, non c'è lavoro neppure per gli italiani, non ho capito perché si portino a casa queste persone. È ora di dire basta a un prefetto che non ha nessun rispetto per il popolo veneto, per le sue tradizioni e per la sua cultura. Invita alla rivolta il segretario nazionale della Lega Antonio D'Arè. Sulle questioni del territorio dovrebbe decidere chi è eletto dai cittadini. E anche se purtroppo alcuni sindaci stanno collaborando con le folli decisioni del governo, i cittadini sono consapevoli dei problemi causati da questi arrivi. I problemi ci sono con queste persone, è inutile dire che questi non portano degli squilibri. Il prefetto fa il suo lavoro, il prefetto non è del territorio, è il braccio armato dello Stato all'interno delle nostre comunità e purtroppo c'è anche la collaborazione di tanti sindaci del PD, perché voglio ricordare che questi profughi arrivano grazie a questo governo del centro-sinistra, il governo Renzi. A Vittorio Veneto, dove altre centinaia di profughi sarebbero in arrivo e dove D'Arè guida l'opposizione in consiglio comunale, il segretario leghista non crede alla buona fede del sindaco Roberto Tonon, che in queste ore ha annunciato barricate contro la decisione del prefetto Laura Lega. Il sindaco si dice contrario a parole, ma in realtà è molto collaborativo con il prefetto. Ha già portato 195 persone all'interno della comunità di Vittorio Veneto e adesso, d'accordo col prefetto, le porta nelle caserme.